Boe e sonde posizionate lungo il Sile e alcuni suoi affluenti come il Botteniga per il monitoraggio continuo della portata dei corsi d'acqua e per la valutazione di alcuni parametri fisico-chimici come la temperatura, la presenza di nitrati, cloruri e ammoni. Uno studio primo nel suo genere in Italia che andrà ad analizzare dal punto di vista degli inquinanti la qualità delle acque sia prima che entrino a Treviso sia dopo il passaggio attraverso la città, come se questa fosse una sorta di rene, rilevandone il filtraggio all'interno del capoluogo per evidenziare se migliora o se peggiora e in che termini. Sono dati importantissimi perché ci daranno coscienza di quello che è l'inquinamento che avviene all'interno della città e soprattutto qual è la qualità dell'acqua in entrata e in uscita. Le tipo di valutazioni che saranno fatte saranno di tipo qualitativo, cioè quali sono gli inquinanti, quali sono le sostanze all'interno dell'acqua, ma anche quantitativo perché verrà misurata in maniera costante la portata dell'acqua e la variazione di questi inquinanti nei diversi momenti della giornata o nelle diverse stagionalità. La presenza delle stazioni permetterà un monitoraggio continuo. Ci sarà un continuo scambio di dati rispetto a delle centraline che evidenzieranno se ci sono delle variazioni sostanziali rispetto all'acqua in passaggio. Questo dato ci darà l'importanza di quello che è l'integrazione della rete fognaria che stiamo realizzando in maniera importante e soprattutto anche qual è il grado di incidenza della piovosità che non è mai stato rilevato. ARPA va sempre effettuato queste misurazioni, ma in modo puntuale, ovvero in diversi momenti dell'anno. Avere dei dati in continuo sarà anche una sentinella, un campanello d'allarme in caso ci siano delle anomalie. Ogni inquinante, domestico o industriale che sia, grazie a questo sistema verrà rilevato in tempo reale. In questo modo avremo una sentinella, possiamo dire, di monitoraggio costante e sarà un dato importantissimo perché ci fossero delle intromissioni all'interno della rete idrica di sostanze fortemente inquinanti, avremo un campanello d'allarme immediato. L'obiettivo, una volta raccolti i dati, sarà quello di trovare soluzioni ecosostenibili e innovative come l'estensione della rete fognaria, la promozione di pratiche agricole responsabili e la realizzazione di soluzioni di drenaggio urbano sostenibile.